Appunto, sono Walter Cauduro del SAB di Treviso e per me è un onore portare qui il saluto di tutta la FABI di Treviso ed in particolare del segretario ordinatore Massimo Gavanin, che purtroppo è assente per impegni familiari precedentemente presi e non procrastinabili. In questa vostra seconda tappa del coordinamento delle rappresentanze sindacali FABI del gruppo Veneto Banca, non possiamo che darvi il migliore auspicio affinché i nuovi membri della segreteria del direttivo abbiano il coraggio e quella lungimiranza per affrontare le sfide che il prossimo futuro presenterà, interpretando le istanze dei colleghi, sempre più, questo in generale, chiaramente disorientati in questo mondo lavorativo che ora cambia a una velocità supersonica rispetto a quanto abbiamo visto negli ultimi anni con la classica foresta pietrificata. Siamo convinti che la dirigenza della FABI di Veneto Banca avrà una visione politico-strategica che non sarà mai disgiunta dall'obiettivo primario, il posto di lavoro e la qualità della vita professionale dei lavoratori dipendenti del gruppo Veneto Banca. Insomma, l'interesse dei lavoratori innanzitutto e soprattutto. Purtroppo oggi, qui con me e Francesco Lamotta, non abbiamo i due alfieri trevigiani di questi vostri primi 3 anni di percorso, Mario Valgusa e Vladimir Brotto. I problemi di salute li hanno trattenuti a casa, ma sappiamo come e quanto si sono spesi nel territorio, con grande dedizione e pazienza, ben consci dei loro limiti e delle difficoltà via via incrociate, ma comunque superate. Per questo, come SAB di Treviso, vi voglio ringraziare pubblicamente per il proficuo lavoro svolto. Non possiamo, come territorio trevigiano, non ringraziare ed elogiare Beppe Ageri per il ruolo di regista svolto in maniera esemplare e per la lungimiranza avuta 3 anni or sono nell'investire proprio in comunicazione e nelle nuove frontiere dei social network. Credo che questo sia un fattore fortemente caratterizzante della FABI in Veneto Banca. Per quanto invece ci compete come SAB di Treviso, garantiremo la massima disponibilità e collaborazione per i lavoratori in Veneto Banca, dove la FABI, in perfetta sintonia col coordinamento di gruppo, suonerà una sinfonia apprezzabile, cercando di non dare mai l'idea ai lavoratori di avere dei grandi primi violini, seppur virtuosi, ma solo una fiatata squadra coesa. Questo spero possa essere il valore aggiunto della FABI per tutti i dipendenti del gruppo Veneto Banca. Come diceva un vecchio saggio, non conta la lunghezza del passo, anzi, ma la direzione da prendere. Ecco, a proposito di creatività, lungimiranza, coraggio, qui accennava prima il dottor Achilli nell'interessante intervento iniziale. Mi è piaciuto il vostro slogan coniato per il secondo congresso: coerenti, costanti e concreti. Ecco, io aggiungerei anche un'altra parola con la iniziale C, o meglio il fattore C, ma non si può dire, diciamo il senso equivalente, fortuna. Certo, avere anche il fattore C nei prossimi mesi dalla nostra parte sarà auspicabile se non necessario. Vorrei concludere questo mio intervento con le parole finali usate al nostro intervento come SAB di Treviso al congresso nazionale della FABI di Roma. Tanti SAB, tante idee, ma una FABI, la FABI che ci piace. Grazie e buon congresso a tutti. Grazie a voi. Grazie.